Bravi, 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 primo gruppo dei bambini, favolosi perché i bambini sono sempre bravi, comunque vada e comunque cantino. Chiederei adesso alla Valente di spostare per cortesia i microfoni, perché adesso purtroppo dobbiamo assistere a una storia un po' triste. Farei anzi un appello prima di iniziare alla Meloni, a Salvini, a chi ci comanda, al Presidente dell'Inps, dell'INAIL, di tutti gli enti preposti per queste cose qui, perché chiediamo che aumentino le pensioni. Per favore aumentate le pensioni, perché con la scusa delle differenze eccetera i nostri anziani non se la stanno passando molto bene. Quindi chiederei così dal nostro palco qui un intervento del governo perché aumentino le pensioni. Perché lo sto chiedendo? Perché sappiamo cosa sta succedendo ai nostri anziani e tra un po' vedrete cosa sta succedendo a questi anziani nostri. Tra un po' ci proietteremo in una realtà che è vicina a noi, no? Che è vicina, ormai il nostro paese è un paese di anziani e fra un po' tra questi anziani ci saremo anche noi, quindi ci stiamo portando avanti col lavoro per chiedere che anche noi in qualche modo possiamo passarsela un po' meglio. Non altri stati, qui facciamo le cose per ridere, non siamo venuti qui per piangerci addosso, vedrete una bella scena. Intanto chiederei se mentre stiamo preparando, siccome siamo senza sipario, le scene le prepariamo così a vista, quindi chiederei al compresso se è possibile fare un brano così nel mentre stiamo preparando la scenetta. Cosa mi dite ragazzi? No, me ne manca su me, cioè su me manca solo dai nocchi, su questo solo. Ok? A fra poco con la scenetta, mi raccomando, fate silenzio quando c'è la scena, perché mi divertirete. A fra poco. Non ce l'ho più, non ce l'ho più.
bianca, se mai più la vedrò.
on the table. Fare anche gli straordinari. Bene, adesso riprendiamo. Allora intanto un grandissimo applauso a Giancarlo che non è stato presentato da nessuno, bravissimo come sempre. Per la forza che hai messo a trasportare quella piccola anzianina. Poi era pesante, sembra così, ma è una forza magra, Non lo so. È una forza magra, una magra autentica. Dai per Saccarena. Sulla testa. Bene, vi lascio di nuovo, riprendiamo con le canzoni e poi ci vediamo per le prossime scenette. Allora salga sul palco Giorgia Latu. E si prepara Sofia Calvisi e Giorgia degli Esposti. Rosa degli Esposti. Giorgia, cosa ci canti? Castello Bianco. Un applauso a Giorgia. Visto piangere
Calvisi, Giorgia degli Esposti. Rosa, che Rosa? Rosa, ti cambiamo il nome. Giorgia? Rosa, non ti piace Giorgia? Allora, cantano Malibu. Ti stringo la faccia, ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi e non faccio uccissi, ma siamo dei scemi, ti piace alla pulire con le facce, mi pronto, quando è stanco, quando notte, spengo, dico cosa e parlo del futuro. Allora, riprendiamo dall'inizio, ok, riprendiamo dall'inizio. 1, 2, 3, 4. Ti stringo la faccia, ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi e non c'è lucissima, ma siamo dei scemi, mi piace allora dire che le facce, mi te bronzo, se dovrebbe trucco, ma la sai che sta per bella quando le notte vengono, la versi incontrano e fanno le scintille, la strada, il stante, molto bambino con le fini, la paranoia, perché lo va a fare, le voce non saprà, non per partire con le chiesi, per me lancette, stanno su, le do, soldo da fissare pure, mentre guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vuoi ti copro tutta Malibu, se vuoi ti copro tutta Malibu, se vuoi stelle, guardami tutti, sempre piccola e ti barazzi, ti regalo un po' di pane, ti faccio troppo lumini, faccio mi studio, che non sto morendo con go, che naturalmente il nostro, salvato così, ma le guance rosse, io ti rilaccio, non mi dai il trucco, quando mi mischiano a vedere che mondo di notte, mi spengono, le labbra si collano, e loro non mi scappano mai, strette, ferme le lancette, siamo su, le toste, salgono poi sali pure tu nel mentre, guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vuoi ti compro tutta Malibu, se vuoi ti compro tutta Malibu, la specialità se vuoi la barbare, che mezzo per me le lancette, siamo su, le doste, salgono poi sali pure tu nel mentre, guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vuoi ti compro tutta Malibu, se vuoi ti compro tutta Malibu, se vuoi ti compro tutta Malibu. Bravissime Sofia e Rosa. E ora è la volta di Malena Farina, Angela Conzinu e Giovanna De Murtas.
Si preparino Francesca Sanna, Maria Lucia De Logu e Giorgia Bandino. Ci cantano Farfalle. Francesca Sanna, Maria Lucia De Logu e Giorgia Bandino. Cosa ci cantate? Giovanni Wannabe. Thank you.
visto, lasci il segno dovunque vai. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang, sul sito leggi il mio passato come d'oro. Portami dove vuoi, basta sia lontano da me. Meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa Franci. Un complimento a tutti i bambini che comunque hanno il coraggio di cantare e ci mettono la faccia, bravissimi! Bravi! Adesso è la volta di Adriano. Adriano Carzetta. Vediamo se indovinate che cosa canta Adriano. Cosa canta Adriano? Dillo sul microfono. L'astronauta. Io mi sento come una astronauta che si tuffa in una vasca, alla ricerca di un pianeta, una moneta in una tasca, che vuoi che sia, volare via, tra nuvole di fantasia, la notte non ti fa paura mai. Io mi sento come una strumenta che si lancia da lontano, vola sola gente tra milioni di abitanti con mano, che vuoi che sia, la nostra vita è un brivido di poesia, l'amore non ci lascia soli mai. Arriva in Messico a gran velocità, passo l'oceano dal Kenya al Pakistan e in un baleno dal Canada al Perù. Astronave cosmica, portami più su. Io mi sento come una strumenta che saltella come rane, con l'astronave più lucente di cristallo, zucchero di rame, che vuoi che sia, la nostra vita è un brivido di poesia, l'amore non ci lascia soli mai. Arrivo in Messico a gran velocità, passo l'oceano dal Kenya al Pakistan e in un baleno dal Canada al Perù. Astronave cosmica, portami più su Marte e Saturno in orbita si va, fino a Plutone, ma che felicità! Bravissima Adriano, immedesimato nella parte. Allora, ce l'ha cantata una canzone? Cosa ci cantate? Nuova? Nuovissima. Come vedete nel frattempo stiamo allestendo una scenetta, non abbiamo il sipario, quindi per forza.
È un brano nuovo e quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto per cantare. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani e poi farle vibrare, un po' di qua, un po' di là, non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani e poi farle vibrare, un po' di qua, un po' di là, qui certo sbaglia. Pa, 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 battiamo in aria le mani e poi farle vibrare. Se fai come si vuole non puoi certo sbagliare. Pa, pa, pa. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani e poi farle vibrare, un po' di qua, un po' di là, non puoi certo sbagliare. Battiamo in aria le mani e poi farle vibrare. Se fai come si vuole non puoi certo sbagliare.